Salve a tutti, oggi siamo a Udine dove incontriamo il presidente della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo Regionali, Luca Occhialini, con il quale parliamo dei recenti decreti governativi che cercano di dare sollievo alle problematiche economiche e anche sociali che stanno vivendo le nostre famiglie e le nostre imprese. Ecco che cosa ci ha raccontato. Presidente Occhialini, il governo in queste settimane di crisi sanitaria ha messo in campo varie misure. Riusciamo in pochi secondi a sintetizzarle perché sono abbastanza complesse? Certo, il governo ha dato delle risposte sia di carattere sanitario che di carattere economico-finanziario per coprire le esigenze delle aziende che sono in una situazione alcune molto difficile. Possiamo dividere in 4 pilastri per fare una semplificazione e chiarire quali sono le risposte del governo. Il primo pilastro riguarda la parte delle cosiddette moratorie, per cui la sospensione dei mutui delle imprese, sia per quanto riguarda gli interessi che per quanto riguarda il capitale. Il secondo pilastro riguarda la garanzia cosiddetta SACE nei confronti però delle imprese di maggiori dimensioni. Il terzo pilastro è quello che dà una garanzia che deriva dal medio credito centrale e proprio in questo pilastro c'è anche quella fattispecie che conosciamo bene sui 25.000 euro. L'ultimo riguarda il fondo Gasparini sulla sospensiva delle rate dei mutui prima casa. Tra le tante misure che lei ha menzionato, prestiti e finanziamenti garantiti dallo Stato, sono delle misure che sono ritenute probabilmente efficaci da parte delle imprese e mi pare che anche le BCC sono attive su questo fronte. Certamente la prima risposta che è stata data ancora prima dell'ufficialità del decreto Cura Italia è quella delle moratorie, per cui quello che ho definito come primo pilastro di risposta. Le moratorie sono state fatte tantissime, moltissime e tuttora sono un'operatività, uno strumento che viene usato nei confronti delle imprese. Tornando, Presidente Occhialini, a questa questione molto dibattuta, molto discussa anche sulla stampa, anche fra gli operatori, dei 25.000 euro garantiti dallo Stato. E sembrerebbe agli occhi delle persone, diciamo, comuni che questo significa andare in banca e portare a casa i soldi. In realtà forse la questione è un po' più complessa, più articolata? Certamente, è proprio così. Io sono anche un po' in imbarazzo leggendo e sentendo certe posizioni anche della politica riguardo la responsabilità che viene addossata alle banche sui ritardi di questi 25.000 euro. Credo che sia da chiarire che questi 25.000 euro hanno una istruttoria evidentemente molto veloce, ma questa istruttoria deve essere fatta da un lato. Dall'altro le banche devono attendere quella che è la garanzia ufficiale da parte dello Stato. Purtroppo ad oggi il problema vero è che la risposta di garanzia ufficiale o non arriva o arriva in grande ritardo. Per questo motivo le banche in molti casi con la propria clientela hanno anticipato questi 25.000 euro, che è un altro discorso, cioè hanno anticipato per favorire la propria clientela, per favorire le imprese che hanno necessità e urgenza. Non è un problema di banca, è un problema, chiamiamolo burocratico, è un problema di garanzia, è un problema di istruttoria, che non dipende in linea di massima certamente dagli uffici delle banche. Per dare ancora, forse tentiamo una risposta concreta proprio alle imprese, cosa servirebbe perché questo flusso, diciamo, di denaro o di prestiti o di anticipi fosse più rapido? Serve un'azione da parte dello Stato? Serve un'azione da parte dell'ABI, da parte della singola banca? Cosa ne pensa? No, le imprese stanno facendo il loro mestiere, per cui vengono nelle banche e richiedono appunto lo strumento. Le banche cercano di fare il proprio mestiere, cercando di accelerare l'istruttoria. Io credo che il problema e l'inceppo è proprio sulla questione della garanzia che evidentemente non viene erogata nei tempi che erano invece assicurati.